Non perdere il passaggio e quindi l'indotto economico delle grandi navi in laguna? Per Ferruccio Falconi, 94 anni, ex capo pilota della Corporazione Piloti dell'Estuario Veneto, la soluzione c'è, è a portata di mano e a due passi da casa. Sentiamo. Grandi navi fuori dalla laguna, ma non in alto mare, lungo il litorale di Pellestrina, cioè a Santa Maria del Mare. In quel sito lì si può fare il più grande porto dell'Adriatico, del Mediterraneo, che ha anche lo scopo di ricevere le grandi navi che dall'Oriente vanno al nord Europa e che si fermano lì e non fanno più il giro della Spagna. E come si fa a dotare Santa Maria del Mare di tutte quelle infrastrutture che sarebbero necessarie per far arrivare le navi? Se vogliono studiare è semplicissimo, si può fare grande il porto come si vuole, con cassoni prefabbricati, perché ricordati che i cassoni prefabbricati qui a Venezia sono stati quelli usati per fare il grande porto petrolifero della Libia. Anche sui tempi Falconi marca stretto. In un anno è fatta la diga e il porto di Malamocco avrebbe il grande vantaggio, Santa Maria del Mare, di fare un grande ridosso alla conca sbagliata in maniera che possa tornare ad essere agibile. E per quanto riguarda la laguna, attualmente com'è la salute della laguna in questo momento? La salute della laguna è brutta, è precaria e si aggrava moltissimo portando le navi dentro, le grandi navi da passeggeri,